Brutale aggressione ieri sera in centro a Mogliano, vittima un sedicenne aggredito dalla gang guidata da un coetaneo ex dell'amica con il quale era uscito a cena. La madre: mio figlio era una maschera di sangue, quel bullo va fermato. Raida dei ladri nella notte a Silea, nel mirino un noto locale bersagliato con un blocco di marmo, razziato il fondo cassa e i giovani dipendenti, è stato scioccante, ma ripartiamo. Migliaia di persone a Mestre, un fiume di gente in corteo per la sicurezza nel nome del 26enne ucciso dal rapinatore in Corso del Popolo, al grido di riprendiamoci la città. Auto finisce fuori strada durante una prova speciale della Rally della Carnia, travolgendo 3 persone, di cui una grave alla guida del bolide, il pilota trevigiano Mattia Zanin. L'Assemblea congressuale di ANCI Veneto rielegge presidente Mario Conte, che suona la carica dei sindaci parlando di questione settentrionale. Intanto domani si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale, la sfida è soprattutto interna al centrodestra, negli amministratori dalle 8 alle 20. Lutto nel mondo dell'imprenditoria di Marca per la scomparsa a 70 anni di Giorgio Rossi, fu presidente del gruppo Coin. Negli anni 80 aveva fondato il marchio di abbigliamento Norton & Wilson. Al via il calendario di iniziative per ricordare la tragedia del Vajont a 61 anni dal disastro. Domani nell'area della diga il concerto La musica ricorda. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti dunque i fatti di cui vi dobbiamo dare conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Su tutti l'aggressione brutale che si è registrata a Mogliano Veneto, vittima un sedicenne. Fra poco vi daremo tutti i particolari. Stiamo raccogliendo gli ultimi dettagli con Francesca Bozza e Nicola Zanetti. Nicola Zanetti, che è riuscito anche a mettersi in contatto con la madre della vittima, questo sedicenne. Quindi stiamo ricostruendo il quadro e fra pochissimo ve lo daremo puntuale come sempre. Prima però a Silea per una spaccata che si è registrata nella notte in un noto locale dove lavorano tanti giovani che oggi hanno visto i risultati di questo raid e ci hanno confidato anche la loro amarezza. Partiamo da qui. Alle 8 di questa mattina siamo arrivati per l'apertura del ristorante. Abbiamo trovato, appunto, come si vede dietro le mie spalle, un buco nella porta centrale. I segni sono ancora visibili in questo locale in zona industriale a Silea, in via Galileo Galilei, dove dopo mezzanotte sono entrati in azione i ladri. Una spaccata vera e propria, come raccontano anche le immagini fatte dai dipendenti a inizio turno. Con ogni probabilità prima è stato usato un cacciavite, poi una lastra di marmo. Si presume che abbiano appunto spaccato il vetro con questo insomma, pezzo di marmo, e c'era un cacciavite a terra praticamente. Hanno forzato, come si vede alla porta, in vari punti della porta con questo cacciavite, di cui appunto si è anche spezzata, diciamo, la punta di questo cacciavite. E, insomma, adesso il cacciavite è stato prelevato dalle forze dell'ordine. Carabinieri che stanno indagando, le telecamere della zona potrebbero essere d'aiuto. Di certo, una volta all'interno del locale, i ladri si sono diretti in maniera fulminea verso il registratore di cassa, da dove è stato prelevato qualche centinaio di euro. Hanno fatto più danni che il valore effettivo forse di quello che è stato portato via. Tanti malanni. Cioè è brutto quando arrivi, trovi queste cose, tutto, più che altro tutti questi danni, tutta cattiveria, si può dire, per niente alla fine poi, perché sono tanti malanni, tanta rabbia, tanto nervoso, ecco. Uno staff molto giovane, quello del Ciarta. Nessuno qui nasconde la propria amarezza. Lo stesso Paolo chiede più controlli. Non è una bellissima sensazione, perché comunque fondamentalmente primo impatto comunque è una cosa abbastanza scioccante, ti dà anche un po' di, cioè comunque è anche un po' scioccante soprattutto, ma fa anche un po' paura. Noi siamo operativi, insomma cerchiamo di superare questa cosa come meglio si può. Siamo qua, venite a trovarci, ecco.
Ecco, fra poco andremo a Mogliano per la brutale aggressione ai danni di un sedicenne. Come vi dicevo, stiamo raccogliendo gli ultimi dettagli, ma quella di ieri sera è stata una serata tesa anche a Treviso, all'esterno del pronto soccorso del Cafoncello, dove si sono sfidate delle famiglie Sinti sostanzialmente. Una vicenda che ha creato allerta e apprensione con la condanna del sindaco Mario Conte. Gravi, inaccettabili e ingiustificabili. Non usa mezzi termini il sindaco Conte dopo i fatti accaduti nel parcheggio davanti al Cafoncello di Treviso, dove 2 famiglie di nomadi si erano accampate con un furgone in attesa delle dimissioni di un loro parente ricoverato. Situazione che è poi degenerata e sfociata in violenza. Come i nostri cittadini, anche queste persone devono andare via da là, devono rispettare le regole, i parcheggi e i luoghi dove anche attendere l'esito delle visite dei loro ricoverati. Di sicuro non possono rimanere in strada a fare quello che vogliono e soprattutto a compiere violenza. Urla, spintoni, assembramenti, persone in strada, compresi bambini, passanti, visitatori e pazienti attoniti. Tra chi cerca di raggiungere l'auto in parcheggio tentando di non incrociare qualche sguardo storto e chi in auto rallenta e procede a passo d'uomo per paura di investire qualcuno. Erano circa le 19:30, pieno orario di visite all'ospedale, quando 2 famiglie di origine nomade di Padova e Montebelluna, accampate da qualche giorno fuori dall'ospedale, hanno dato in escandescenza. Una rissa originata da dissidi del passato, secondo le ricostruzioni della questura, intervenuta con diverse volanti arrivate a sirene spiegate insieme a polizia locale e carabinieri. Una lite sfociata in violenza fuori dall'ospedale. Paura tra il personale sanitario e chi era lì per far visita a qualche caro ricoverato. A qualche anziano è stato consigliato di aspettare nell'androne della cittadella della salute in attesa che il caos passasse. Solo l'intervento delle forze dell'ordine è riuscito a riportare la calma. L'indomani ciò che resta è qualche immondizia e un senso di spaesamento anche tra i sanitari. Né in preda al caos né totalmente, però assicuro, però può succedere ovunque. Intanto la squadra mobile sta indagando per risalire ad eventuali responsabilità penali. Nessun ferito e nessuna denuncia dalle parti. Adesso siamo in grado di fornirvi il quadro completo sui fatti che si sono registrati a Mogliano Veneto con un sedicenne vittima di una brutale aggressione. Sono sconvolta perché io sono sotto shock. Ieri sera ci siamo chiusi, cioè alle 4 al ritorno ci siamo chiusi dentro per proteggerli. Ho paura di tutto adesso. A parlare la mamma del sedicenne aggredito in pieno centro a Mogliano. È lei stessa a ricostruire quei drammatici minuti. Sono circa le 21. Il figlio, 16 anni, esce dal ristorante giapponese lungo il terraglio dove ha cenato insieme ad un'amica. Percorrono pochi metri, poi attraversano la strada per recuperare le bici legate a questa rastrelliera e far rientro a casa. È qui che lo studente viene improvvisamente colpito in volto con un tirapugni da un ragazzo suo coetaneo. Insieme all'aggressore ci sono altri 2 ragazzi e una ragazza che poi si allontanano. Ad aggredire il sedicenne sarebbe stato l'ex fidanzato dell'amica che era con lui a cena, ma dietro al pestaggio non ci sarebbero motivi di gelosia. Quando è con una banda, prende una persona, si fissa e chi becca sempre i più buoni. Io? Quindi non c'entra niente che sia ex gelosa, niente, non c'entra niente. Lui se da solo non ti fa niente. La vittima rimane a terra sanguinante, alcuni passanti si accorgono di lui e lo soccorrono. Vengono avvertiti la madre e le forze dell'ordine. In pochi minuti sul posto arriva un'ambulanza del SUEM che trasporta lo studente in ospedale. Gli hanno tagliato tutto dentro, lui ha un taglio di 7 centimetri, è tutto ricucito dentro e fuori. 3 mesi fa il sedicenne era già stato vittima di un'altra aggressione, sempre da parte dello stesso giovane. La prima aggressione che ha fatto a mio figlio erano in 10 persone, ragazze e ragazzi. Oltre alle ferite fisiche rimangono lo shock e la paura. Se è successo questo, la prossima volta cosa fai? Se aveva un coltello, io voglio che i nostri ragazzi escano tutti quanti per Mogliano con la leggerezza della loro età. E voglio che non venga toccato nessuno, che tutti devono. Mio figlio ha paura di andare a Mogliano. Un episodio che riaccende la discussione sul tema sicurezza qui a Mogliano, come in altre città. Lei dice è un problema di sicurezza diffuso. Sì, molto. Ma lei ha paura ad uscire di sera magari da sola? Non esco di sera perché effettivamente così è.
e chi si inoltra nei sottopassi non so con che coraggio lo facciano, perché io non lo farei mai. Ci sono stati qualche caso, ci sono qualche persona un po' ubriaca che va avanti un po' troppo, e sì, c'è stato anche qua davanti un'altra volta, sì, esatto. Quindi alla sera quando chiudete, adesso magari andando incontro all'inverno, c'è un po' di paura se siete sole? Sì, anche perché è buio. Secondo il capogruppo di Mogliano Bene Comune, Giacomo Nilandi, è necessario fare di più, soprattutto sul fronte della prevenzione del disagio giovanile. È da mesi che noi diciamo che servono nuove risorse all'interno delle politiche giovanili, perché bisogna aumentare quello che è l'orario e quelli che sono le progettualità che gli operatori di strada riescono a mettere in campo, e finalmente deve tornare a Mogliano un vero e proprio progetto giovani. Non è solo ed esclusivamente con un discorso securitario, implementando i controlli della polizia locale, che riusciamo a risolvere questo problema, perché semplicemente non facciamo altro che prendere e spostarlo. Così dunque a Mogliano, ma percorriamo l'asse del Terraglio, andiamo a Mestre, dove è ancora in corso la manifestazione in memoria di Giacomo Gobbato, il 26enne ucciso a coltellate nel tentativo di difendere una donna durante un tentativo di rapina, un fatto sconvolgente avvenuto la scorsa settimana. Una mobilitazione impressionante, quella di Mestre, tanti i cittadini, tante le associazioni, circa 10.000 i partecipanti ad aprire il corteo che vi abbiamo raccontato nell'edizione di Venezia, lunghissimo, e che ha bloccato per oltre un'ora la viabilità del centro. Lo striscione, lo vedete, per Jack, per noi, per tutti, riprendiamoci la città. Proprio riprendiamoci la città è lo slogan delle tante persone che hanno appunto animato il pomeriggio di Mestre, che stanno animando anche questa serata. Tante le sigle sindacali, le bandiere, le comunità straniere, le associazioni, anche tante mamme con carrozzina e bambini, e quindi veramente una manifestazione come non si vedeva da tempo a Mestre, con il nostro Filippo Fois che è riuscito a parlare con Sebastiano Bergamaschi, che è l'amico rimasto ferito a una gamba proprio quella maledetta notte quando Giacomo Gobbato ha trovato la morte. Queste le parole di Sebastiano ai microfoni di Filippo Fois e Renato Capoia. Il sindaco ha detto che oggi chi sfila oggi è chi sta dalla parte di chi ha il coltello. Vabbè, sulle parole del sindaco sinceramente non commento, perché penso che si commentino da sole, e credo che anche tante persone che l'abbiano votato si stiano rendendo conto degli anni che ha dedicato a prendere in giro le persone, a illuderle di avere la soluzione in tasca, mentre dopo 9 anni è evidente che questa soluzione non ce l'abbia. Inviterei a un religioso silenzio, ma evidentemente il sindaco non è in grado neanche di avere un minimo di decenza. Ma la risposta di oggi sarà chiara e evidente. Noi l'abbiamo detto più volte, la manifestazione di oggi porta in piazza temi già citati, e sicuramente non si portano in piazza per usare quello che è successo, ma al contrario si portano in piazza queste tematiche per rendere onore alla vita e alla morte di Giacomo, per un motivo molto semplice. Quelle politiche che la città chiede da anni sono politiche che potrebbero aver salvato la vita di Giacomo se fossero state applicate prima, e potrebbero salvare altre vite se verranno applicate nel più breve tempo possibile. Questo è quello che cerchiamo di dire. Ieri un dipendente della CTV è stato attaccato da delle borseggiatrici dopo che aveva sventato un tentativo di borseggio, e lui ha detto: io non mi giro dall'altra parte. Sembra quasi un omaggio a quello che diceva anche Giacomo. Speriamo che quello che è successo riesca a creare un risveglio nelle tante persone, sicuramente nel reagire, ma nel reagire senza alimentare dinamiche d'odio, reagire e puntare, dedicare le proprie energie, sicuramente non girarsi dall'altra parte, ma parallelamente, se vogliamo dare una risposta concreta e che duri nel tempo, dobbiamo riprendere in mano una comunità che sicuramente è stata abbandonata a se stessa, ma che spesso si è abbandonata. Nell'individualismo con cui puntano a crescere e a farci vivere, noi dobbiamo ricostruire un tessuto sociale che invece sia in grado di essere presidio fisso su questo territorio.
Reagire senza alimentare l'odio, ha detto Sebastiano Bergamaschi, ma tante sono le reazioni, le voci a Mestre. Stanno sfilando quelli che vogliono ricordare oggi Giacomo Gobbato, un ragazzo straordinario che ha perso la vita e a cui oggi dobbiamo rendere omaggio in una manifestazione di dolore pubblico. Naturalmente non è solo una manifestazione di dolore pubblico, è anche una manifestazione per chiedere una svolta a Mestre, su Mestre, maggiore sicurezza, con maggiore controllo del territorio, ma soprattutto con politiche che possono contrastare il degrado. E oggi noi siamo qui perché vogliamo testimoniare che questa manifestazione non è una manifestazione di partito, come è stato detto da qualche parte. È ovvio che qui ci sia la convergenza di partiti, sindacati, persone schierate, ma questa è una manifestazione della città, dei cittadini che vogliono una città più sicura. Questa è una manifestazione che probabilmente nasce da lontano, da quella di 1 anno e mezzo, Riprendiamoci la città, che è contro tutta la situazione che su questo territorio si sta vivendo. Quest'ultimo evento di Giacomo è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La città è completamente allo sbando, c'è, come ben sapete, addirittura un procedimento giudiziario in corso per i vertici del comune. È una situazione totalmente insostenibile. L'amministrazione che abbiamo purtroppo non riesce a risolvere tantissimi problemi, che sia la sicurezza, che sia l'assistenza sociale, che sia il valore del territorio per i residenti e gli abitanti, che siano residenti o nuovi residenti, ed è per questo che è bene mettersi tutti insieme per ricordare all'amministrazione, sperando che cambi, per cambiare strada. Siamo fino in piazza Ferretto, tutti insieme! Torniamo alla cronaca. Auto finisce fuori strada durante una prova speciale del Rally della Carnia, travolgendo 3 persone e di cui una grave. Alla guida del bolide il pilota trevigiano Mattia Zanin. Una persona è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata urtata da un'auto uscita di strada durante il Rally della Carnia. L'incidente nella mattinata tra Casanova e Fusea, in comune di Tolmezzo. Secondo una ricostruzione, il pilota trevigiano Mattia Zanin, con a bordo il navigatore Matteo Pizzol, sulla linea di fine prova speciale numero 5 Val di Lauco, in prossimità del tornante a sinistra, è andato a sbattere sul muretto di destra, ha perso il controllo della vettura che ha travolto la fotocellula del cronometraggio e ha sbandato ed è finito su un gruppo di spettatori, terminando la sua corsa all'interno di una scarpata per circa una dozzina di metri. Pilota e navigatore sono usciti illesi dall'incidente. 2 persone invece sono state investite e una delle 2 è rimasta ferita in modo grave ed è stata portata all'ospedale di Udine in volo, in codice rosso, ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato diversi traumi. L'altra persona coinvolta è stata invece trasferita nel vicino ospedale di Tolmezzo in codice verde per semplici accertamenti sanitari. Dalla cronaca alla politica andiamo alla Sant'Artemio, dove l'assemblea di ANCI, che è l'associazione che riunisce i comuni, l'ANCI del Veneto in particolare, ha riconfermato alla guida il sindaco di Treviso Mario Conte, che pone con forza la questione settentrionale. Cari sindaci, la nostra è una filosofia di vita, lo sappiamo bene, quando diventi sindaco resti sindaco per tutta la vita, però credo che in questa fase storica questa filosofia debba diventare anche una filosofia politica, perché il paese nostro in questo periodo particolarmente complicato ha bisogno di questi ideali, di questi valori e di questa qualità amministrativa. Lancia dal palco della 17ª Assemblea regionale dell'ANCI il partito dei sindaci. Mario Conte, primo cittadino di Treviso rieletto all'unanimità alla guida dell'Associazione dei Comuni. Chiama alla mobilitazione i primi cittadini di ogni appartenenza politica. Il governo deve ascoltare le istanze dei territori. Forse la politica oggi deve tornare ad ispirarsi ai sindaci. Abbiamo bisogno di essere sostenuti e ci mettiamo a disposizione per qualsiasi tipo di progetto, purché metta al centro i cittadini e le loro esigenze. Il suo sembrava il discorso di un presidente di regione.
No, è sicuramente il discorso del presidente dell'Anci Veneto, che però rappresenta davvero tanta qualità. All'unanimità ha votato il nuovo ufficio di presidenza. Vicepresidente vicario è il Dem Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. Vicepresidenti Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano di Brenta, Elisa Venturini, consigliera comunale di Casalserugo. Il partito dei sindaci non ha un colore di un partito politico, tanto che anche in questi anni Mario Conte, da presidente dell'Anci, con un governo o con l'altro, ha sempre saputo tenere il punto e anche dire con forza quando le cose decise dai governi, anche del suo stesso colore politico, non andavano bene. I tagli ai comuni, la difesa dei territori dal dissesto idrogeologico, la denatalità, il calo demografico. Conte tocca i temi d'attualità e rilancia un suo cavallo di battaglia. Penso francamente che sia giunto anche il momento di porre una questione settentrionale, perché fatico a spiegarmi questa dinamica tutta italiana di bistrattare le cose che funzionano troppo bene. Il comune siamo arrivati a un punto dove, se dovessero arrivare ulteriori tagli, saremo costretti a tagliare i servizi ai nostri cittadini, quindi è una vera e propria emergenza. Le nostre comunità hanno delle esigenze e noi a quelle dobbiamo rispondere. Per far questo abbiamo bisogno di fondi, non di tagli. Votati anche i delegati veneti in vista dell'assemblea annuale dell'Anci dal 20 al 22 novembre a Torino, dove si eleggerà il nuovo presidente. Il presidente vicario Roberto Pella crede fermamente nel ruolo di Anci nel confronto col governo. Ci sono state delle grosse aperture nei confronti dei territori, con una volontà di procedere a non apportare tagli. Credo che Anci debba lavorare con questo rapporto di rispetto istituzionale nel portare quelle che sono le esigenze, ma tenuto conto di quella che deve essere una condivisione, con un unico scopo, che non ha interesse chi vince, ma interesse quello che vincono i cittadini. Sempre con Lina Paronetto rimaniamo sull'assemblea Anci, dove erano presenti tanti amministratori e politici del territorio, dalla montagna alla laguna. Con la riconferma di Mario Conte credo che sia stato un atto molto significativo proporre come vicepresidente vicario Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, in una logica di governo unitario di un'associazione così importante come questa. I comuni sono essenziali nel governo del territorio, nel rapporto con i cittadini, per tante questioni, dal PNRR al disagio giovanile. Quindi il governo non li può abbandonare, non li può lasciare a se stessi. La questione è politica, il ticket Conte Possamai alla guida dell'Anci Veneto, con il grazie del presidente riconfermato alle segreterie dei partiti per aver trovato una quadra che consenta ampia rappresentatività nel territorio. Credo che Anci sia cresciuta molto in questi ultimi anni, grazie anche all'apporto di nuovi amministratori e anche a un nuovo modo di relazionarsi, specie con gli organi centrali. Per cui la vedo molto bene, vedo che c'è molto entusiasmo, c'è molta voglia di entrare e questo sicuramente lascia ben sperare per il prosieguo. Voci dal congresso dell'Associazione dei Comuni che nei temi toccati da Conte, dalle risorse finanziarie al disagio giovanile, dalla denatalità al dissesto idrogeologico, si riconosce a prescindere dall'appartenenza politica. Il tema dei tagli che per la prima volta dopo 8 anni interessano gli enti comunali e questo legato almeno per quanto ci riguarda, ma non siamo i soli, ad avere una carenza di personale col turnover che è bloccato. Purtroppo dal punto di vista economico-finanziario l'auspicio è che grazie al lavoro dell'Anci soprattutto il governo dia e presti attenzione a quelle che sono le nostre esigenze e soprattutto riesca a supportarci dal punto di vista finanziario, cercando di limitare al massimo almeno il fondo di solidarietà, che per noi diventa un problema insostenibile. Fondamentale, ha accennato Conte, ampliare la finalità della tassa di soggiorno a sicurezza e pulizia, orientamento sposato in pieno dal sindaco di Jesolo Christopher De Zotti, neo vicepresidente Anci. Da un lato c'è la condivisione dei fini, che è quella di allargare anche le destinazioni di spesa, prevedendo anche la sicurezza e il decoro del territorio, quindi una richiesta che arrivava dai comuni turistici da tanti anni. Dall'altro lato però dovremo essere attenti che le modifiche non comportino un rischio sui fronti delle riscossioni e dell'entrata, quindi dovrà essere garantita la stabilità del gettito, perché è fondamentale per i nostri bilanci. Vi devo dare un aggiornamento di cronaca che ci porta allo stadio
Tenni di Treviso, dove si sta svolgendo la partita Treviso-Bassano, il campionato di Serie D, la quinta giornata. C'è un uomo, un tifoso che è caduto dalle gradinate. Si tratta di un incidente molto grave. I soccorsi, la macchina dell'emergenza sta chiaramente operando. È ferito gravemente, questo vi posso dire, quindi l'incidente allo stadio Tenni. Al momento non riesco a darvi ulteriori dettagli. Ritorniamo al Sant'Artemio, vi abbiamo dato conto dell'assemblea dell'Anci, ma domani al Sant'Artemio si vota per il Consiglio provinciale, per il rinnovo del Consiglio provinciale, e la sfida è tutta interna al centrodestra. Domenica il voto per gli amministratori della Marca chiamati a scegliere i nuovi equilibri politici del Sant'Artemio, l'ente provincia che dopo la riforma del Rio è diventato organo di secondo grado, non eletto quindi direttamente dai cittadini ma da sindaci e consiglieri comunali. Un'elezione certo in tono minore ma politicamente pesante, che serve a misurare le forze sul territorio a un anno circa, anche se una data ancora non c'è, dalle elezioni regionali con il rebus Zaia tutto da sciogliere. Non è un caso forse che il centrodestra si presenti diviso in 3 formazioni. C'è la lista Lega di Marca, Marcon presidente, quella di ispirazione forzista Avanti Treviso e l'Alleanza per il Territorio lanciata da Fratelli d'Italia. Numerose le incursioni civiche. Alle precedenti elezioni c'era un listone unitario, oggi è tutti contro tutti, anche se i toni della vigilia sono tutto sommato concilianti. Emanuele Crosato, Forza Italia, sindaco di Cessalto, gioca comunque a carte scoperte. Avremmo preferito tutti essere all'interno di una lista unica, come è accaduto in altre province, però non vedo nulla di drammatico, anzi è un modo anche per vedere i ragionamenti e le forze all'interno del centrodestra. È normale che vi siano delle visioni divise anche tra alleati. Diversa l'interpretazione di Andrea Susana, sindaco a Porto Buffolè, dove è consigliere da metà anni 90, in corsa per la Lega. Non la vedo neanche una divisione, ci hanno dato la possibilità di candidarsi e di mettere più persone, invece di fare una lista bloccata magari con dei nomi scelti già prima. C'è la possibilità di scegliere su più persone e quindi avere una vasta scelta. L'esperienza è molta, perché in questi anni, lavorando su un comune molto piccolo, devi imparare a sapere un po' di tutto, quindi spero di portare qualcosa se sarò eletto per tutti i sindaci della provincia di Treviso. Roberto Fava, vice sindaco a Spresiano, quota Fratelli d'Italia, è in provincia dal 2011, dà voce a un pensiero ormai comune. Mi auguro davvero che questa sia l'ultima volta che voteremo come ente di secondo livello, perché l'importanza che hanno le province verso i nostri enti locali, quindi verso i comuni, è enorme. Essere punto di riferimento per i nostri amministratori locali è indispensabile, e quindi vogliamo che torni, e speriamo che torni ad esserlo anche per i cittadini che voteranno i propri rappresentanti. Amministratori di Marca è invece il nome del listone ispirato dal Partito Democratico, tutti consiglieri tranne un sindaco, quello di Fregona, che di fatto lancia una sorta di governo di coalizione. Prima dei partiti, fa intendere, c'è il territorio. Più che avversari dobbiamo essere amici, soprattutto cercare il bene comune. L'ho detto prima, non mi interessa chi vince e chi non vince, l'importante è che facciamo una squadra unita e che andiamo a fare l'interesse ai nostri cittadini. Ce n'è da fare sì molto, anche perché il nostro territorio, essendo soprattutto montano, quello che io rappresento, ha bisogno della provincia per le strade, per la frane, per tutto quello che sta succedendo, non che per le scuole. L'unica cosa certa è che Stefano Marcon rimarrà alla guida del Sant'Artemio. Sempre la Del Rio ha scollegato elezioni del Consiglio da nomina del Presidente. Un'altra anomalia tutta italiana è che certo non aiuta la governabilità di un ente in bilico perenne tra sopravvivenza e rilancio. Vi dobbiamo dare conto di tanti altri fatti, tra l'altro anche il lutto per la scomparsa dell'imprenditore Giorgio Rossi, consigliere ed ex presidente del gruppo Coin, morto a 70 anni. Nato a Treviso, laureatosi in economia e commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia, Rossi aveva iniziato la propria carriera nell'azienda di famiglia attiva nel commercio di tessuti, per fondare poi negli anni 80 il marchio Norton & Wilson dal concept di ispirazione
anglo-americana. Dalla fine degli anni 90, dopo la cessione delle attività nel campo della tessile e abbigliamento, Giorgio Rossi si è dedicato al settore immobiliare. In passato è stato anche presidente del sistema moda di Un'Industria a Treviso. In queste ore sui social tante le attestazioni di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova sede della cooperativa AILS negli spazi dell'ex caserma Piave. Non è mancato un botta e risposta tra il vice sindaco Manera e l'ex presidente di Open Piave che gestisce gli spazi. Nessuno si è mai opposto ad attività del genere. Noi siamo fieri di voi. Siamo fieri che avete realizzato con le vostre forze l'AILS questa struttura, e riferito a Giovanna volevo dirle che noi siamo contenti di esserci, che io non ho mai neanche aggredito nessuno per strada, mentre è successo a me. Però volevo dirlo perché altrimenti sembra di mettere in politica una cosa che non è politica. Qui è un grande lavoro sociale fatto da delle persone per bene, quali siete, e di cui noi siamo estremamente fieri. Quindi diciamo che le tirate d'orecchie all'amministratore attuale non ci sono motivo. Il vice sindaco Manera replica così a Giovanna Quarto, ex presidente di Open Piave, che poco prima, durante il suo intervento, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della cooperativa AILS negli spazi dell'ex caserma Piave, non aveva risparmiato qualche frecciatina indirizzata all'attuale amministrazione comunale proprio in riferimento alla gestione degli spazi di via Monterumici. Polemiche però subito accantonate, vista anche la presenza dello stesso vice sindaco al taglio del nastro. Io sono onorato che l'amministrazione abbia deciso di venire qua perché abbia potuto toccare con mano il percorso che è stato fatto. Il mio desiderio, il mio auspicio, non solo quello di cooperativa ma di Open Piave, è quello che l'amministrazione si renda conto che abbiamo preso molto seriamente questo progetto di rigenerazione, e quindi l'auspicio che quanto prima venga rinnovata la convenzione. Sì, in un'area calda e che però in questo caso è utilizzata per una cosa meritoria, quale l'assistenza fatta dai ragazzi e delle ragazze con delle problematiche di disabilità e soprattutto un grande supporto alle loro famiglie. Quindi l'amministrazione è un po' più vicina ad Open Piave? No, non è che l'amministrazione sia vicina a Open Piave, però bisogna sempre stare vicino a chi fa progetti inclusivi come in questo caso sono stati fatti. Un altro spazio dell'ex caserma che riprende vita grazie alla cooperativa AILS, che affianca persone con disabilità nel reinserimento lavorativo. 115 ragazzi seguiti da 43 operatori in 4 sedi sparse nella Marca, con l'obiettivo di eliminare qualsiasi forma di isolamento. C'è bisogno di valorizzare la dimensione inclusiva e questo spazio più che mai, in una dimensione di connessione e di relazione, può offrire questa possibilità inclusiva. Spostiamoci adesso in via Sebastiano Lantini a Maserata per la protesta degli abitanti, perché dopo l'apertura del casello di Spresiano della Pedemontana la loro vita, soprattutto la qualità di vita, è cambiata. I residenti di via Spartaco Lantini di via Dolomiti hanno visto la loro vita completamente cambiata da quando il casello di Spresiano della nuova Pedemontana è stato aperto a pochi chilometri da casa loro. Fino a qualche giorno fa un cartello posto sulla strada provinciale 108 obbligava i mezzi pesanti ad una deviazione che li faceva passare proprio sotto le loro finestre. Questa è una raccolta firme, sono circa 50 firme, è stata la prima PEC che abbiamo inviato alla provincia. E queste sono tutte le firme che noi siamo riusciti a raccogliere, chiaramente di via Spartaco Lantini e qualcuna anche di via Dolomiti. A seguito di numerose proteste dell'ultima PEC, il cartello è stato tolto, ma un'ulteriore deviazione verso via Lantini rimane, in quanto ultima via prima di entrare nel centro di Maserata, cosa che sarebbe impossibile per mezzi di queste dimensioni. Basterebbe spostare questo segnale 50 metri dietro, quindi per evitare che oltre al transito in viale Caccianica gli autotreni transitino anche da via Lantini. Basterebbe appunto tornare
tornare indietro di un paio di chilometri per poi ricongiungersi con la tangenziale di Macerata, e quindi per chi deve andare verso Cimadolmo percorrere, come in tutte le città del mondo, la tangenziale e non passare per una stradina interna densamente abitata. Far tornare indietro i camion in prossimità della rotonda, infatti, sarebbe una possibilità a basso costo e di grande beneficio per i residenti. Soluzione che andrebbe applicata anche all'altro lato di Via Lantini, quella che guarda a Cimadolmo, dove oggi il traffico pesante entra in modo costante per andare proprio verso la Pedemontana. Entra in Via Lantini perché praticamente non è stato messo nessun obbligo, diciamo, di rimanere sulla tangenziale di Macerata, anzi il traffico pesante viene deviato proprio su Via Lantini, il che naturalmente è un assurdo, perché in tutte le città del mondo le tangenziali servono proprio a evitare che il traffico passi dal centro, passi dai centri abitati, e quindi basterebbe semplicemente apporre qui un segnale d'obbligo di prosecuzione su questa strada per i mezzi pesanti, evitando che transitino per Via Lantini, dove viceversa andrebbe apposto un vero e proprio segnale di divieto di transito, sempre esclusivamente per i veicoli pesanti. In più c'è un problema di salute. Alcuni vicini di casa si sono ammalati di tumore, ci confermano, e in zona manca quasi completamente il trasporto pubblico. Aumentare sicuramente gli orari di copertura del servizio, quindi anche in orario serale o mattutino, quindi rinforzare, diciamo, l'orario mattutino interessato dagli studenti e quello serale da chi ritorna a casa dopo aver lavorato a Treviso o in altri comuni, e soprattutto iniziare con qualcosa a cui ho sempre creduto, cioè il cosiddetto servizio a chiamata. Strada stretta, dissestata e molto trafficata è via San Vitale tra i comuni di Zero Branco e Quinto. Dai sindaci dei due comuni l'impegno a intervenire. Come vedete è alto il numero delle macchine che passano, e quindi le macchine qua sono costrette a fermarsi, praticamente a meno che non spaccano le gomme. Ecco, insomma, questa è la situazione. Le immagini sono state girate da un nostro telespettatore lungo via San Vitale, strada secondaria ma ultimamente molto trafficata, percorsa dagli automobilisti che per raggiungere Treviso la scelgono come alternativa alla Noalese. Nel video il cittadino denuncia le condizioni in cui versa il manto stradale. Questo è il salto che sta facendo le macchine. Una gestione, quella della strada, in mano a due comuni attraversati da via San Vitale, Zero Branco e Quinto. Per quanto riguarda il tratto di Zero Branco noi abbiamo fatto delle piccole manutenzioni periodiche, adesso invece col mese di ottobre col piano di asfaltature sarà interessata da un intervento straordinario proprio di messa in sicurezza, quindi con l'asfaltatura di alcuni tratti e la sistemazione dei cigli, perché il problema principale di quella strada è riferito soprattutto ai cigli. L'altro territorio interessato, quello di Quinto, con il sindaco Durigon che si dice pronto a confrontarsi con i colleghi degli altri comuni per trovare una soluzione condivisa. Necessita sicuramente una riasfaltatura e una sistemazione a breve. Penso che il prossimo anno porteremo anche lì un po' di lavoro, insomma. Ma il comune di Quinto è pronto ad intervenire anche su un'altra strada, via Zagaria. Sicuramente meriterà il prossimo anno dei lavori di riasfaltatura e di sistemazione dei civi stradali. Oltre 600 persone oggi hanno visitato gli stabilimenti di Contarina, Lovadina e Trevignano per l'iniziativa Porte Aperte, e domani si replica. Apriamo le porte per far vedere come siamo organizzati, per far vedere la sala partenze, i mezzi, tutte le attrezzature del verde, e siamo qui a disposizione per spiegare tutto il ciclo del rifiuto. 1 o 2 giorni per scoprire il dietro le quinte della raccolta rifiuti, per conoscere il lavoro di Contarina e i mezzi che ogni giorno vediamo all'opera nei nostri territori. Porte aperte ai cittadini negli stabilimenti di Lovadina e Trevignano, visite guidate, giochi per i più piccoli e la possibilità per loro di provare l'emozione di salire a bordo dei camion. Ma i visitatori potranno anche scoprire come ogni giorno viene programmata l'attività degli operatori, entrando in stanze altrimenti non accessibili al pubblico. Qui ci troviamo nella sala partenze, da qui tutte le mattine dalle 4:30 alle 5:30 partono i nostri 400 uomini che fanno servizio, e su questi monitor trovano scritto l'assegnazione della zona e del mezzo che devono prendere.
In questa sala vengono controllati tutti quanti i mezzi, c'è il monitoraggio di tutti i percorsi e dei mezzi che sono sul territorio. Oltre 600 i cittadini che nella prima giornata di porte aperte sono arrivati negli stabilimenti di Lobadina e Trevignano, 900 complessivamente coloro che hanno prenotato la visita. Stiamo accogliendo anche persone che non hanno prenotato, devono solo aspettare un attimo che si componga il gruppo, ma insomma anche senza prenotazione che arrivino pure, siamo qui a disposizione. Lo sport, il rugby, il Benetton ancora secco di vittorie in campionato. Ieri la pesantissima sconfitta di Glasgow, una partita segnata dai cartellini gialli e da un'espulsione cruciale. Stings, who was hit late, without doubt there. Hold it. And a wee bit of afters. La svolta della partita arriva a 1 minuto dalla fine del primo tempo, quando Scrafton viene espulso dall'arbitro per una spallata a gioco lontano ai danni di Hastings. In quel momento il punteggio è di 14-7 per gli Warriors, finirà 42-10 per i padroni di casa, i campioni in carica, nella trasferta pur durissima che il Benetton pensava però potesse finire diversamente. Invece è andato tutto nel peggiore dei modi per i leoni di coach Bortolami, alla ricerca della prima vittoria in campionato. L'assenza dei nazionali pesa, ma non può essere un alibi. Pronti via e i leoni hanno una buona occasione, ma viene stoppata da un tenuto di Glasgow. I Warriors allora trovano la prima meta grazie a un'azione avvolgente finalizzata da Stein. Hastings trasforma, sarà la prima di 6 mete subite dal Benetton. Qui non fa difetto certo il carattere, ma è il resto che manca. Dal 14-0 Treviso recupera arrivando a 7 prima che l'espulsione di Scrafton diventi un macigno, costringendo i leoni a restare 40 minuti in inferiorità numerica. Treviso non molla, ma Glasgow accelera sempre di fronte agli strappi coraggiosi del Benetton, fino al fischio finale che chiude la trasferta. Si torna dalla Scozia con un 42-10 che fa male, ma deve servire da lezione contro il Leinster. La stagione 2024-2025 è tosta e non si può vivere sugli allori dello scorso campionato. Andiamo adesso a Belluno. La tragedia del Comelico in primo piano, con la Procura di Belluno che ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di Valerio Casanova Fuga, l'uomo di 88 anni morto ieri dopo essere stato caricato da un toro in Val Visdende. Quale atto dovuto è iscritto come indagato il proprietario dell'animale, rispetto al quale si dovranno chiarire eventuali responsabilità in merito alla corretta custodia del bovino. Oggi intanto è il giorno del cordoglio e della commozione per la tragedia. Cordoglio condiviso per la tragedia avvenuta ieri in Val Visdende. La vittima è Valerio Casanova Fuga, 88 anni, che è stato caricato da un toro fuggito da un recinto ed è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Belluno, dove era stato trasferito d'urgenza con l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. La vittima era il suocero di Orazio Cesco Cimavilla, presidente del consorzio Quattro Regole di San Pietro, ed era molto conosciuto come regoliere e perché da pensionato si era messo generosamente a disposizione della comunità. Il mio suocero era una persona molto loquace, si fermava con tutti, una persona buona, come può succedere nella vita, magari ci si trova, diciamo, da dire, eppure lui non ha mai portato rancore per nessuno. È un gran lavoratore, ha sempre lavorato tra l'altro anche con le bestie assieme alla moglie, mi spiace sempre, indipendentemente dall'età, una persona buona, e l'unica cosa che io posso dire, e ringrazio vivamente a nome di tutti il personale che è intervenuto, personale molto capace e la cosa forse più essenziale, umano. L'uomo stava lavorando con la legna quando è stato travolto dall'animale. Nonostante l'allarme fosse stato dato immediatamente da una donna che passeggiava poco distante, i soccorsi prestati all'88enne sono stati purtroppo inutili. Sono tragedie che scuotono la comunità, perché sono zone che hanno una comunità molto forte, molto piccola, e incidenti di questo tipo hanno un riverbero sia per quanto riguarda il mondo agricolo, ma soprattutto per il senso di comunità, e la perdita di un uomo in montagna veramente crea un'onda d'urto in tutta la popolazione. La Val Visdende è un territorio dove l'allevamento dei bovini è importante, ma la fuga del toro che il proprietario dell'animale ha subito ricondotto nella sua stalla, mettendola a disposizione delle autorità competenti, non si spiega.
Ma intanto nei suoi confronti sarebbe stata aperta dalla magistratura un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omessa custodia. Stiamo parlando di zone dove c'è un alpeggio, dove è importantissimo per le realtà locali avere un pascolo d'altura. È un pascolo tradizionale, quindi nella zona del Comelico, piuttosto anche del Cadore, parlo del mio territorio, quindi di Casararazzo, è fondamentale anche per preservare il territorio da quello che è l'avanzare dei boschi. La politica da Roma a Feltre, lo Ius Scholae è materia di dibattito, contrasto e divisioni. Questa mattina se ne è parlato in largo Castaldi. Nel Paese si discute di diritto di cittadinanza e il nuovo neologismo è Ius Scholae, di cui si è parlato in un gazebo di Fratelli d'Italia, volto a smascherare quelle che vengono definite le menzogne dell'opposizione. Questa è la nazione nel quale si elargiscono uno straordinario numero di cittadinanze, l'anno scorso pari superiore ai cittadini che abitano in provincia di Belluno, quindi oltre 200.000 cittadinanze. C'è una legge che funziona, che consente a chi vuole essere italiano di ottenerla con varie tipologie, o per matrimonio, o dopo 10 anni che sei in Italia, o al 18° anno d'età se i genitori prima non l'hanno richiesta, e quindi un'ampia gamma che consente appunto di oltre 200.000. Direi che quella della sinistra è una polemica strumentale su una questione che non è una priorità, non lo è per noi, ma non lo è nemmeno per loro, tant'è che quando governano non lo fanno. Incuriosisce se ne parli a Feltre, il cui consiglio comunale era stato stigmatizzato dal segretario bellunese della Lega Andrea De Bernardin per il fatto che solo Lega e Fratelli d'Italia avevano votato contro un ordine del giorno in materia proposto dalla minoranza. Secondo noi non era una priorità. Non è nel programma della città di Feltre, comunque non mi risulta che ci sia lo Ius Scholae nel programma della città di Feltre. È abbastanza strano che una maggioranza si faccia trascinare dall'opposizione in un voto di questo tipo, però io, ripeto, non contesto e non critico, prendo atto e sono felice che Fratelli d'Italia invece abbia mantenuto la posizione che è quella coerente con i propri valori e i propri ideali, è quella che ci contraddistingue da sempre. Il Vajont, per non dimenticare, anche quest'anno si programmano eventi in vista dell'anniversario della tragedia. Musica per il Vajont. Il calendario di avvicinamento al 9 ottobre si articola nei prossimi giorni su 3 appuntamenti. Dopo le numerose iniziative che abbiamo organizzato in occasione del 60° anniversario del Vajont, quest'anno celebreremo questa tragedia e il ricordo e la memoria in maniera decisamente più sobria, concentrando quelli che sono i momenti salienti proprio nella giornata di mercoledì 9 ottobre, la giornata che avrà la messa al mattino, una serie di celebrazioni e deposizioni di corone in alcuni dei luoghi simboli della rinascita e del ricordo del Vajont, e poi con la commemorazione civile e religiosa che si terrà in cimitero alle ore 15 a Fortogna. Il programma comincerà dal grande concerto di domani, domenica, nell'area della Diga, intitolato Vajont, la musica ricorda, con armonie ispirate ai temi di una catastrofe che per Longarone non potrà mai essere etichettata come passato. Si proseguirà con un reading musicale tra coro e voce narrante dedicato alla morte in quella drammatica notte della piccola Marinella Calligari, per poi vivere il terzo e ultimo appuntamento sabato 28 ottobre con una lezione aperta a tutti della scuola di musica De Vecchi. A margine un'occasione per rivolgere un pensiero al Presidente della Repubblica. Sarà comunque un importantissimo anniversario dove cercheremo di ricordare e di ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio attraverso le sue parole un anno fa ha permesso che tutta la documentazione dell'archivio del processo dell'Aquila rimanesse presso l'Archivio di Stato di Belluno. Un grandissimo successo per il quale le nostre comunità saranno riconoscenti per sempre. Ritorniamo in ultima battuta sulla notizia che vi ho dato poco fa, è in apertura anche sull'home page del Gazzettino. Scivola dalle gradinate dello stadio e sbatte la testa, grave tifoso del Treviso Calcio, l'incidente al tennis dopo il gol al 95esimo della squadra di casa. Si stava svolgendo la partita Treviso-Bassano, la quinta giornata della Serie D. Chiaramente torneremo su questo grave incidente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Per il momento sia da Belluno che dalla Marca Trevigiana è tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.